Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Puntata importante, come di solito sono le nostre, e qui ci prendiamo un po' di mano, diciamo, al di là di tutto, perché tratteremo due temi che sono di un'importanza ovviamente sia del territorio, anche a livello nazionale, dell'immigrazione e anche delle case ATER, dove tantissimi ne richiedono e tantissimi hanno la preferenza addirittura per ricevere a dispetto degli altri. Ne parleremo con i nostri ospiti, ma soprattutto con voi da casa, che potete telefonare, potete mandare messaggi, come di consueto dico, di passare una bella serata con Papa Fall della CISL di Padova e Rovigo. Grazie di essere con noi. Buonasera. Saluto Luca Michalizzi del PD. Grazie Luca di essere con noi. Saluto Flavio Frasson, presidente ATER Padova. Buonasera a tutti. Grazie anche a Filippo Scerto di Forza Italia. Buonasera. E Marina Buffoni, assessore del Comune di Padova, tra le deleghe, cooperazione internazionale, trasparenza amministrativa e tante altre. Grazie. E saluto il professor Mano Case, buonasera professore. Buonasera Giorgio. Allora, il tema professore dell'immigrazione, prima di dare i numeri e tanti dati che avremo questa sera, è un problema importante, perché l'avevamo già sentito nella puntata precedente, gente che telefonava, che diceva fate arrivare quelli lì a dispetto di noi, trattate meglio quelli, invece questi. Questa sera cercheremo di chiarire quella problematica che abbiamo già intrapreso nella puntata precedente. Volevo sentire appunto il pensiero, professore, sul fatto dell'immigrazione, sul fatto di molta gente che sta arrivando sulle nostre coste, su ovviamente un territorio facile anche da arrivarci. Allora, l'immigrazione è un fenomeno abbastanza rituale, ma questa forma di immigrazione è completamente nuova. Nuova perché fino a 20 anni fa le frontiere venivano presidiate e l'entrata da parte di persone, cittadini europei che passavano da una nazione all'altra, erano soggetti ad un controllo ed erano soggetti ad avere un documento. Tutta questa prassi che è durata per centinaia di anni, quindi questo controllo della migrazione da una parte all'altra dell'Europa o del mondo è stata sconvolta completamente da questo fenomeno che è l'immigrazione, che è priva di qualsiasi controllo. È inutile che la descriva, perché tutti conoscono i fatti, ogni giorno ci scontriamo con fatti del Mare Nostrum, ma la parte più preoccupante è che stiamo creando due classi di cittadini. I cittadini normali, quelli che come sempre giustamente vengono controllati e hanno obblighi, cittadini che pagano le tasse e cittadini anche che hanno denaro, ma molti oggi, vista la crisi, non hanno la possibilità di avere il minimo indispensabile per sopravvivere, e ci troviamo di fronte invece a un'attività parallela dello Stato che dimentica i cittadini italiani, e giustamente, perché anche gli altri sono esseri umani e quindi hanno necessità di essere aiutati, li aiuta. Questo naturalmente crea una sorta di scontro generazionale, perché chiaramente è la guerra dei poveri. Dice: io ho lavorato una vita e ho una pensione da 500 euro e non posso vivere. Ci sono persone che in questo Stato hanno dato poco perché naturalmente abitavano altrove, è vero che hanno necessità, ma c'è una priorità. Quale priorità dobbiamo dare? E questo è l'argomento di questa sera. Vengono prima i cittadini italiani che hanno lavorato, oppure il soccorso è un fattore fondamentale, peraltro invocato anche dall'ultimo Papa Francesco, il quale pronuncia una frase di accoglienza e va a Lampedusa. C'è un altro fattore: quali meccanismi di accoglienza vengono organizzati in Italia? E allora giustamente si scopre che c'è un minimo di sostentamento per queste persone che arrivano non direttamente alle persone, ma a queste organizzazioni che accolgono, naturalmente nutrono, trovano un posto dove poter alloggiare tutte queste persone che entrano in Italia in maniera, chiamiamola, abusiva, perché chiaramente è questo. Quanto costano? Allora ci accorgiamo che un singolo
un singolo immigrato costa più del denaro che ha una famiglia per sopravvivere. Allora c'è qualcosa che non funziona. Non è colpa dell'immigrato, è colpa di uno Stato che non si è organizzato di fronte a questo fenomeno. Andiamo a piangere in Europa perché naturalmente l'Europa non ci aiuta, ma i tedeschi, siccome la forma di immigrazione i tedeschi la conoscono da 70 anni, perché noi siamo stati i primi a migrare in Germania per trovare lavoro, ma ancora prima nel ventennio fascista che c'erano centinaia di migliaia di italiani che lavoravano per il Terzo Reich. L'altro aspetto è come nasce e come viene gestita questa immigrazione, perché è un business sulla schiena dei poveri, di quelli che hanno bisogno di sopravvivere, di quelli che hanno necessità di trovare un posto dove poter campare tranquillamente e ne avrebbero il diritto, e allora viene fuori il grande problema del continente nero, dell'Africa. E chi crea subbuglio e crea difformità all'interno dell'Africa? Noi, gli europei, gli americani, le multinazionali, che sfruttano l'Africa fino all'impossibile, costringendo le persone invece di trovare lavoro, e in Africa si sta bene, e si sta bene perfino con poco, perché non ci sono grandi esigenze, c'è un clima che è fantastico. Costringono questa gente a immigrare perché le multinazionali creano i conflitti allo scopo di sfruttare meglio l'Africa, perché se l'Africa fosse unita non ce ne sarebbe per nessuno, sarebbero in grado di gestirsela da sola. Allora, questo problema, poi come problema secondario, come fanno a attraversare questo Mare Nostrum, no? Ironicamente chiamato Mare Nostrum? Nostrum non è più. Vengono imbarcati a prezzi folli su queste barche che porteranno, per la maggior parte, porteranno a fondo i traghettati, e vengono portati in Italia. Ogni barca rende da 1,5 milioni a 2 milioni di dollari, e che vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Allora, se la signora Maria, che ha 500 euro di pensione, deve competere con un altro poveretto che è altrettanto disgraziato, e sopra tutto questo c'è uno Stato che non sa governare e le multinazionali che ci mangiano, bisogna fare un attimino di attenzione e di riflessione. A voi. Bene, allora il professore ha fatto un'analisi molto realistica di quello che succede appunto per quanto riguarda l'immigrazione. Prima però di completare andiamo a vedere un po' di numeri. Allora, se la regia mi è di aiuto, andiamo a vedere le schede per vedere quanti immigrati ci sono in Italia. Vedete, in Italia ci sono regolari 5.200.000 più o meno immigrati, dei quali che arrivano dall'Europa sono il 50,3, che arrivano dall'Africa il 22,2, dall'Asia il 19,4, dall'America l'8%, 0,1 arrivano dall'Oceania. Dunque, di quei 5.200.000 stranieri regolari sono suddivisi per quanto riguarda lo Stato dove arrivano o dall'Europa o dall'Africa in questa percentuale. Se andiamo invece in quelli regolari, pensate che nei primi 6 mesi di quest'anno, adesso arriva la tabella, sono sbarcati in maniera irregolare in Italia 40.000, se arriva la grafica, non la vedo più perché è sparita, è diventato tutto buio, vabbè, fra poco la vedremo. Sta arrivando. Allora, sono arrivati 42.000, eccola qua, nel 2014 sono arrivati i primi 6 mesi 42.000 immigrati irregolari rispetto ai 12.400 dell'anno scorso, e pensate che ogni immigrato costa 300 euro al giorno, costo per salvarlo, e che verrebbe 9 milioni di euro al mese per salvare queste persone che arrivano in maniera irregolare. Dunque lo Stato italiano spende questa cifra per salvare ovviamente nelle coste italiane questi immigrati, come è giusto che sia salvarli. Andiamo nella pagina successiva per vedere nelle altre nazioni europee com'è invece il flusso degli stranieri. Eccolo qui, guardate, questa è la stima di quelli irregolari, è una stima abbastanza non precisa perché non la sanno nemmeno loro, però in Germania sono 457.000 al 2013, in Inghilterra 863.000, in Francia 400.000, in Spagna 354.000, in Italia 461.000, Malta 8.000, in Grecia
209.000. Gli stranieri totali, e anche questa è una stima abbastanza veritiera, però è la Germania che ne ha più di tutti, quasi 10 milioni, poi l'Inghilterra 8 milioni, la Francia 7 milioni e mezzo, la Spagna 6 milioni e 4, vedete l'Italia non è tra le prime, addirittura è la quinta nazione di avere gli stranieri nel nostro paese. Malta 34.000 e la Grecia 988.000. Di stranieri sulla popolazione in percentuale incidono l'11% sulla totale popolazione della Germania, il 12% per quanto riguarda il Regno Unito, la Francia l'11,6%, la Spagna il 13,8%, l'Italia 9,4%, Malta l'8%, l'8,9% invece la Grecia. Quindi l'Italia non è quella che ha più immigrati di tutte le altre nazioni europee. Questo per dare un dato, Filippo Scerto. Ma io penso che di questa tabella possiamo fare subito una considerazione. Irregolari possiamo dire di quelli che sbarcano, ma in Italia tra quelli che c'erano, quelli che arrivano e tutto l'insieme siamo sicuramente al primo posto per gli irregolari, perché l'Italia è la frontiera dell'Europa, quindi il primo posto dove arrivano. Parlo di frontiera dell'Europa perché prima il professore parlava dell'abbattimento delle frontiere in Europa, e proprio perché abbiamo abbattuto le frontiere con Schengen, noi abbiamo una frontiera che è quella reale, che è sul Mediterraneo, Grecia, Italia, Spagna. E poi ci sono le frontiere dell'est che sono altrettanto preoccupanti e che vedono l'Italia sempre comunque con un problema molto, molto serio. Allora, dico questo perché il problema non può essere solo italiano. Io capisco che la gente scappa per fame, per guerra, per una serie di problemi contingenti, soprattutto della parte del Maghreb e dell'entroterra africano, ma non può essere un problema italiano. Deve essere un problema che si deve porre alla comunità europea. È troppo facile dire venite che vi accogliamo. Certo, vi accogliamo, però dopodiché i soldi che devono essere spesi per l'accoglienza, per poterli salvare in mare, e il posto dove bisogna accoglierli va deciso non a Roma, ma va deciso l'Europa. Poi abbiamo i dati, ha dato 30 milioni di euro insomma all'Italia, insomma, proprio per via a Letta, quando c'era Letta, insomma. Sia quel che sia, li diamo all'Italia perché così li tengono in Italia. Perfetto. Dove li mettiamo? Tutti a Lampedusa? Li vogliamo mettere tutti in un'altra città? Ma sconvolgiamo no la vita di quella città. Nel momento in cui tu metti, adesso sono arrivati per l'amore di Dio 30 persone a Padova, 50, non sconvolgono la città, e parliamo di profughi dove c'è un trattato europeo che garantisce l'accoglienza per i profughi. Io parlo di tutti quei poveri disperati che vengono sfruttati dai loro connazionali e messi sui barconi della morte e mandati qui in Italia, che spendono dei soldi che li farebbero stare bene anche dove stanno quei soldi, con la speranza di trovare chissà cosa qui in Italia. Ebbene, quelle persone vanno distribuite per l'Europa, non per l'Italia, al di là dei soldi per la prima accoglienza e per il salvataggio in mare. È troppo facile fare l'Europa della moneta, dove certo. ci speculiamo sulla moneta, lo spread alto. Facciamo un giro, Filippo, così sentiamo. No, il concetto ho capito. Luca Micarizzi. Sul punto che ha detto, certo, io condivido il fatto che il problema deve essere un problema europeo, e anche fa parte del dibattito e della posizione che ha preso il governo italiano, cercare di estendere ovviamente le responsabilità sul tema dell'immigrazione a livello non solo italiano ma a livello europeo. Quindi è importante affrontare la questione. Ovviamente noi siamo esposti in prima linea e siamo quelli che si devono adoperare per l'organizzazione in prima linea. È ovvio che il problema dell'immigrazione, come ha detto anche il professore, nasce anche da una disperazione e anche da uno sfruttamento che l'Europa stessa fa
in Africa fra le varie cause, e quindi in qualche modo la responsabilità della gestione dell'emergenza, che è di conseguenza della disperazione dei paesi da dove provengono molti di questi stranieri, deve essere gestita condividendolo con tutti i paesi dell'Unione Europea. Credo che questo sia importante. Lo dicono tutti, però alla fine... No, scusami Michalizzi, non ti volevo interrompere, ma ti volevo aggiungere una cosa sulla riflessione. Quando abbiamo fatto l'accordo con Gheddafi, perché venivano dalla Libia gli immigrati disperati, e gli abbiamo detto a Gheddafi: guarda, li devi tenere lì, gli devi dare da mangiare e gli dai anche da lavorare. Abbiamo fatto degli accordi per 5 miliardi di euro per poter fare un'autostrada che da Tripoli andava a Bengasi. Da questa parte non sono più arrivati. E allora, oltre a quello che stiamo facendo a livello europeo, e adesso abbiamo il semestre europeo e vorrei che ci fosse più impegno, dobbiamo stabilire degli accordi con i paesi proprio del Maghreb. Sì, ma gli accordi bilaterali, come sappiamo tutti dopo, in molti paesi del Nord Africa la situazione politica è molto più destabilizzata, e quindi questo crea più difficoltà a controllare le organizzazioni criminali che sfruttano anche ovviamente la disperazione delle persone, va bene? E quindi ancora di più ci deve essere un impegno politico da parte dell'Italia, che adesso è a capo del semestre europeo, e dell'Europa, per trovare un ordine per la gestione di questa fase di emergenza. Un accordo praticamente, un giusto? Accordo. Pap, invece dal tuo punto di vista? A me dispiace veramente che ci sia così tanto allarmismo di fronte a una situazione di questo genere. Il professore ha fatto praticamente un'analisi della situazione, perché se vediamo quello che sta succedendo è una situazione molto, molto preoccupante. Sì, andiamo praticamente, vuol dire, a cacciare quelli che sono, vuol dire, gli istigatori, quelli che praticamente provocano questa, vuol dire, tipo di disagio sotto altri scopi, che possono essere alcuni scopi economici. Ma io direi, cercherei di distinguere praticamente il fenomeno migratorio in due tranche, quindi uno nazionale e uno internazionale. Questo si tratta di un'immigrazione internazionale. È vero che l'Europa ha fatto una scelta di fare un aiuto economico, quindi, come è stato anche detto prima, in base agli accordi che sono stati fatti nei paesi di provenienza, paesi di partenza. Io vi devo dire che per quello che riguarda alcuni paesi, quindi stanno cercando praticamente all'interno dei paesi stessi di fare delle politiche tali di evitare praticamente questi tipi di partenza che vengono fatti, perché persone ci lasciano la loro vita, persone, voglio dire, scappano da situazioni molto terribili, che non è più l'Eldorado, l'Europa. Il fatto di fare anche questi rischi a voler attraversare il mare, cercare anche di potersi mettere la vita anche con dei bambini, bisogna vedere che talvolta non vale neanche la pena. Però devo dire che la gestione dell'Italia è stata quello che veramente mi ha preoccupato un po', perché se vediamo dei dati che sono stati anche pubblicati, un po' l'Italia è il quinto paese dell'Unione Europea a avere un numero eccessivo di cittadini stranieri qui sul territorio. Quel discorso, vuol dire, del Mare Nostrum, anche l'attuale ministro Alfano ha dei grossi problemi per cercare di risolvere questo problema, perché essendo costretti a doverle salvare una volta che le vedi, vuol dire, i barconi che arrivano, quindi l'Italia ha l'obbligo di andare a salvarli, perché queste sono disposizioni europee, e questo è un altro problema. Vuol dire che ti ritrovi di fronte a una situazione che queste persone le devi salvare, quindi vedendole le devi salvare. Qui la situazione è talmente portata a un livello che è vero che con la crisi la gente non ce la fa più ad arrivare a fine mese, le pensioni sono quelli che sono, quindi tutta una situazione di disagi che vadano a colpire anche, non dico solo l'Italia, ma anche gli italiani. Questo lo vediamo, certo, anche spesso nei posti di lavoro. Però voglio dire, tenendo conto dei dati di richiedenti asilo in tutta Europa, l'Italia ha il numero inferiore nei confronti della Germania, della Francia e altri paesi. Un problema organizzativo, perché questo fenomeno bisogna cercare di gestirlo in questo modo. Questo è il mio punto di vista, perché se vediamo nel Veneto esiste solo una commissione che vada ad analizzare tutti quelli che arrivano che sono richiedenti asilo. Allora, sono giovani che arrivano spesso, vengono chiusi presso centri di accoglienza, anche lì la gestione di questi centri di accoglienza, di alcune cooperative, associazioni e quant'altro, questo deve essere una cosa rivista, rimessa praticamente sui binari giusti. Ma avendo solo una commissione che vada ad analizzare tutte queste problematiche, questo fa che ovvio che i tempi si allungano,
E nel frattempo questi rimangono presso questi centri. È vero, però il concetto è che l'Italia, essendo situata a livello geografico dove è situata, è anche ovvio che sfortuna o fortuna, chiamatela come volete, però è naturale che arrivano gli immigrati e devono sbarcare soprattutto in Italia per poi magari andare, abbiamo visto in Germania ce ne sono quasi 10 milioni insomma, di immigrati, quindi sbarcano dall'Italia, irregolari no, e poi vanno in giro per l'Europa. Spesso partono, spesso non fanno solo di transito. Abbiamo visto l'esperienza che ha voluto fare anche l'ex ministro Maroni, dando all'ognuno un permesso per motivi umanitari che le consente di poter attraversare e andare in un altro paese. Però lì anche la Francia, la Germania hanno avuto altre posizioni, anche il Belgio, nel senso che molto più restrittivi, dicendo, perché io ritengo che loro hanno il fenomeno, hanno la gestione del fenomeno migratorio nel loro paese, perché l'immigrazione non si gestisce, si subisce. Certo, Marina Buffoni invece nel ragionamento che ha fatto il professore Manocasi all'inizio ha detto in Africa stanno meglio che da noi. E siamo noi che roviniamo l'Africa, siamo noi europei, starebbero meglio. Come, professore? Gli africani starebbero bene se non ci fossero gli europei. Gli europei non fossero andati gli europei, non avessero creato il disagio, perché siamo andati a fare delle guerre, noi non siamo andati ad aiutare qualcuno. Abbiamo costruito la Libia, abbiamo costruito tutto quello che oggi c'è in Libia, le strade, le ha costruite l'Italia. Cioè, allora, la Libia, la prima guerra libica costò ai libici circa 200.000 morti e perdemmo anche la guerra. Quando nel 1935 riprovammo a prendere la Libia, no? E c'era... Femmo una carneficina di 1,5 milioni di libici, restarono 800.000. E peraltro i libici si difendevano con le armi che avevano preso dai precedenti eserciti italiani che avevano perso la guerra. Quindi Graziani fece una strage, ma la fece lasciando la gente in mezzo, faceva dei campi di concentramento in mezzo al deserto e le lasciava morire di fame. Questo è l'apporto italiano. Attenzione, la prima guerra libica non fu fatta perché noi volevamo andare a conquistare qualche cosa. Era la Libia, perché c'era il crollo dell'impero ottomano, che chiedeva agli italiani: se ci venite a dare una mano, siamo liberi e vi accogliamo volentieri. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato un esercito e abbiamo fatto un disastro. Abbiamo perso la guerra, a distanza di 35 anni, 25 anni, ci abbiamo riprovato, abbiamo fatto un'altra cosa. Quando Gheddafi è venuto, che aveva un cartellino qui davanti, era il loro Garibaldi, era il loro eroe, che era stato massacrato da Graziani. Questa è la storia, una piccola parte della storia. Non parliamo quando abbiamo fatto l'impero nel 1935, che Eritrea, la Somalia, eccetera. Abbiamo fatto altrettanto. Allora, solo nel... C'è una visione un po' diversa della storia, allora, però io sono pronto... È un'opinione personale, per carità. Scusate, questa è storia. Vi porto i libri, vi cito i libri e la leggete. Bisogna vedere anche gli autori. Non è che l'ha scritta Gheddafi sta roba qua. È chiaro che nessuna guerra non è cruenta. Era caduto l'impero ottomano, ma c'erano gli inglesi in Libia, c'erano i francesi in Marocco e quindi ci siamo presi gli spazi nel colonialismo e imperialismo di quell'epoca. 1909, cioè questa è storia, sono dati, sapete. Comunque se ritorniamo al 2014 parlando di immigrazione. Allora, i cinesi in questo momento stanno conquistando l'Africa non con le armi, comprando tutto quello che possono comprare. Non è che va meglio per gli africani, non è che va meglio, però lo stanno facendo perlomeno con i soldi. È preferibile che prendere la gente e sparargli in testa. Solo ad Addis Abeba di cristiani copti, sacerdoti copti, ne furono sacrificati 12.000. E chi si oppose a questa guerra per creare l'impero fu Pio XI. E si oppose in maniera talmente cruenta, talmente forte, che Mussolini ce l'aveva a morte con questo Papa, perché gli impediva di fare quella... E a distanza, e disse: voi, questo è l'inizio della seconda guerra mondiale, 1935. Sono dati storici,
ci sono libri, le faccio un elenco e li può leggere tranquillamente. Questa è la storia dell'Europa. Non parliamo delle guerre del Sudafrica fatte dagli inglesi, dai francesi. Leopoldo II del Belgio fece tagliare tutte le mani destra dei maschi adulti del Congo belga. Tutte. Queste eravamo noi. Noi diciamo Europa, questi africani che vengono da noi sono buoni, noi quando siamo andati là abbiamo fatto va bene, ma disastri. sono tempi, pure la Chiesa con la Santa Inquisizione ne ha fatti tutti i colori, però non è la Chiesa di oggi. La storia del colonialismo non è la storia di oggi, la storia di oggi è un'altra. La Marina Buffoni, abbiamo tolto la parola. Scusami, no, prego, perché poi si è cominciato a parlare di storia. Quindi scusate, queste cose non succedono per caso, questo è l'inizio di una economia che è stata creata in questa maniera e ha provocato quello che oggi abbiamo, l'immigrazione. Questa è l'onda di ritorno di quelle cose che noi abbiamo fatto. Fra 20 anni andremo tutti in Africa, perché è un paese fortemente in via di sviluppo. Fra 20 anni però arriveranno, quando lo capiranno, invece di venire qui. Mi consenta, io abito a Mbale. Mbale. Sono cittadino africano. E ci sto benissimo. Bene. Ma io ho i soldi, posso stare. Pal, come si chiama? Pap. È cittadino italiano. Quanti anni sei qua? Rappresentante della sei venuto col barcone o sei venuto regolare? No, sono venuto regolare. Ecco, bravo. Questa è la differenza. Hai capito? È qui la differenza. Ecco, e tu devi, visto che sei pure sindacalista, devi fare in modo che sappino che rischiano la vita. Vengono qui in un paese dove c'è una disoccupazione al 12% e quindi non c'è l'Eldorado dell'impiego, dove se si viene irregolari si è fagocitati nelle città da gruppi di scalmanati e delinquenti criminali che li mettono a spacciare e quindi arrivano anche in schiavitù. E quindi con una serie di difficoltà facciamo in modo di aiutare l'Africa ad avere gli africani e fare in modo che si arrivi prima a diventare. Scusami, Marina. La prossima volta prendo il biglietto come al supermercato. Scusa, diciamo tutti no. Ho iniziato il discorso, poi il tanto è lunga la trasmissione. Che l'Europa, però adesso ci sono i cinesi che stanno andando in Africa. Volevo completare con questo ragionamento. Ma che l'Europa si è dimostrata egoista e complice degli scafisti in questi mesi lo stiamo vedendo tutti. Il problema dell'immigrazione però non è italiano, il problema dell'immigrazione è europeo, solo che è l'Europa che ci ha lasciato da soli, perché non solo affrontiamo il problema dell'immigrazione, il problema dei profughi, e è tutto a carico poi, è tutto a carico nostro, perché io settimana scorsa fui convocata come rappresentante del comune di Padova dal prefetto di Venezia, che chiese a tutti i comuni dei capoluoghi di provincia quanti profughi erano disposti ad accogliere. Chiaramente Padova non ha le risorse per accogliere alcun profugo. Quando il prefetto dice ma i costi vengono coperti dal Ministero, questo accade soltanto per il periodo di emergenza, ma quando cessa il periodo di emergenza tutti i costi poi ricadono sui cittadini della città che li ospita. E dove li mettiamo? Cosa facciamo? Perché non possiamo fargli fare lavori socialmente utili, perché poi hanno lo status di profugo, quindi veramente diventa difficile per un comune poter sopportare ulteriori costi, che in questo momento non possiamo farlo, perché c'è anche il presidente dell'Atter. Oggi il comune sta soffrendo delle emergenze abitative dei padovani, non possiamo rispondere ad emergenze di cittadini che vengono addirittura da fuori, cioè veramente siamo all'orlo del fallimento con le risorse, quindi non possiamo permetterci di pensare ad altri nel momento in cui, se poi pensiamo anche che Malmström ha chiesto che l'Italia sia sanzionata perché pare non stia facendo abbastanza per i profughi, ecco, allora io dico che l'unica soluzione a Mare Nostrum sarebbe che le navi italiane andassero fuori dalle acque territoriali,
più vicine alle coste libiche per poter respingere le navi, perché in questo momento non possiamo permetterci ulteriori sbarchi, mentre invece li stiamo accogliendo in continuazione. Io dico, l'Italia è sempre stata un paese con una grande solidarietà per l'accoglienza, però purtroppo siamo in un momento veramente di grave emergenza. Cosa farebbe? Guardi, allora io da un mese mi occupo anche di cooperazione internazionale e devo dire che l'indicazione politica di questa amministrazione sicuramente sarà molto diversa da quella fatta in precedenza dal governo di centrosinistra. Cioè per esempio intendo suddividere la cooperazione, promuovere la cooperazione internazionale con una promozione dello sviluppo economico nei paesi dove ce n'è bisogno. Faccio un esempio: se nel comune di Padova c'è la più alta concentrazione, penso, di immigrati che provengono dalla Nigeria, perché non creare delle piccole imprese, un po' di sviluppo in Nigeria, per far sì non solo che i flussi non arrivino più a Padova, ma che i nigeriani che sono qui abbiano anche la possibilità di ritornare al loro paese creando una piccola impresa, perché poi pensiamo che quando si comincia a creare un po' di sviluppo economico, la forbice, sì, ma la cosa è complicata, Buffoni. Sì, no, ma parlava di know-how, mica parlava di cose. Io parlo di know-how, io parlo di coinvolgere le nostre imprese padovane, che ce ne sono tante, che possono trasferire know-how in quei paesi, magari anche con dei vecchi macchinari, dove c'è bisogno di produrre quel particolare prodotto. Abbiamo delle possibilità per poter fare sviluppo economico nei paesi. Questa è la realtà. Qui va a finire, Andiamo noi, organizziamo noi. Aspetta che sento Frasson. I barconi verso almeno organizzati. Ci sono delle esperienze. Ci sono delle esperienze italiane ed europee. Sì, no, è bella l'idea, però è un po' complicata. No, è molto semplice, è molto pratica e è molto semplice, molto pratica, e il progetto sarà esposto in queste settimane. Non è semplice? No, ma abbiamo visto il fondo europeo per rimpatri assistiti, abbiamo visto i rimpatri assistiti volontari, abbiamo visto tante cose che sono fondi europei che partono dove gli immigrati sulla base della creazione di un'impresa hanno la possibilità di fare rientro assistito volontario. Se vediamo i dati... Ma quella è pura assistenza, quella è pura assistenza. Allora, poi bisogna capire anche un fatto, anche dal Frasson dopo, Frasson, certo, Frasson, perché davvero dopo sta qui io col presidente No. Ma io non sono intanto un esperto di immigrazione e quindi sono come il cittadino normale, faccio delle considerazioni terra a terra. Allora, io credo che la politica giusta l'avesse iniziata ancora il governo Berlusconi, quando c'era un ministro leghista, ed era quello degli accordi con i paesi africani, costieri africani. Certo. Gli accordi, perché se non trovi accordi con quei paesi li devi fermare dall'altra parte del mare. Quando sono di qua diventa impossibile, ed è umanamente impossibile buttarli a mare. Non sarebbe neanche umanamente corretto, giusto, eticamente condivisibile. Quindi l'accordo. Io mi ricordo, a proposito di Europa, quando sono state salutate le rivoluzioni della primavera araba come un toccasana, Sarkozy il primo che ha messo in piedi, no, la guerra libica, no? Ecco, mi pare che dopo qualche anno dalle primavere arabe la situazione sia fuori controllo totalmente, per cui anche gli accordi con quei paesi dove era prima stato possibile fare qualche accordo siano oggi impossibili, cioè non hai classe politica dall'altra parte in grado di garantire niente. Questa è la verità, però quella secondo me potrebbe essere l'unica cosa che si poteva fare dall'altra parte. Io sono d'accordo che contro l'immigrazione che viene di qua soprattutto per motivi, diciamo, non i rifugiati politici, ma per motivi di lavoro, ecco, sarebbe opportuno invece selezionare, istruire, preparare dall'altra parte. Ci sono esperienze anche fatte, se vi ricordate, con i paesi dell'est, da parte di alcune associazioni anche padovane, quando se vi ricordate arrivavano gli albanesi qualche anno fa,
avevamo il problema degli albanesi che fuggivano dall'Albania. Però è difficile, assessore, richiede tempi lunghi, va fatta, sono d'accordo con lei. Però è pratica. Però richiede tempi lunghi. E comunque sono d'accordo, visto che prima ho citato la Francia, ho citato qualcun altro che sulle primavere arabe ha avuto qualche responsabilità, è la vecchia Europa che continua a fare un po' la furbetta con i paesi costieri, e in qualche misura, ecco, lì credo che le logiche siano ancora quelle del petrolio. È evidente che i disperati poi vanno verso l'Eldorado, no? Perché poi tenete presente che dall'altra parte vedono tutti la TV italiana, vedono i programmi italiani. E vedono i luccichi delle nostre bianco, a Castello Bianco, una corretta informazione dall'altra parte, nel dire: guardate che se andate in Italia, andate in un paese che non è l'Eldorado, che non è il Grande Fratello, che non è, voglio dire, abbiamo gli anziani pensionati che tirano su dai cassonetti delle immondizie. Quindi, accordi bilaterali, corretta informazione, secondo me, per far capire che non vanno certamente nel paese dove tutto quanto è concesso, tutto quanto è possibile, tutto quanto è liscio, tutto quanto luccica. Ecco. Dopo c'è il vecchio problema dei rifugiati politici, perché poi dall'altra parte ci sono state dittature, ci sono state persecuzioni, ci sono stata gente che... e quindi la gente scappa, insomma. Poi un'altra cosa, prima si parlava di diciamo così, barriere, si parlava di frontiere. Io sono convinto che contro la disperazione non c'è frontiera che tenga. I flussi della gente sono sempre andati verso dove pensavano si stesse meglio. Per cui, ecco, i meccanismi da mettere in piedi sono altri, sono quelli dell'educazione, dell'informazione, dell'emancipazione economica. Poi voglio fare una domanda: abbiamo molte telefonate perché l'argomento interessante. La settimana scorsa, questa mi dicono la regia che ci sono molte telefonate, ne passiamo 3 o 4, quelle se sono rapide anche di più. Sentiamo la prima. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, io mi chiamo Michela, chiamo da None Veneto, nella Venezia orientale. Prego. Io mi chiedo, faccio una domanda semplicissima: ma i disperati veneti dove andranno? I disperati veneti dove andranno? Quei circa 200.000 disoccupati. Abbiamo sentito l'altro giorno, ad esempio, che non è dal sud che partono i giovani in più grande abbondanza verso gli altri paesi, ma è semplicemente dal Veneto e dalla Lombardia che ci lasciano i nostri giovani per andare non si sa dove. E poi permettetemi, senza offendere nessuno, ma io mi sento offesa questa sera di vedere un africano seduto lì e non vedere i padovani, non vedere i veneti che si arrabbiano, ma che veramente si arrabbiano, perché quando qualcuno mi dice siamo stati noi ad andare in Africa, noi chi? Mussolini, che ha indebitato l'Italia per fare le strade ad Addis Abeba o in Libia, è stato Mussolini, sono stati i Sabaudo sardo piemontesi. Allora perché non parlare, ad esempio, la prossima puntata della pulizia etnica istro-veneta veneziano-dalmata? Abbiamo pagato i debiti della Jugoslavia con le case dei veneti e dei veneziani dall'altra sponda. Perché non parlare della grande moria di soldati in Veneto della prima guerra mondiale? Perché vedete, se noi continuiamo a parlare semplicemente poveri africani, guardate, qui ad Annone Veneto ci sono degli africani che sono arrivati da diversi anni qui, non lavorano e continuano ad essere qui. Mi chiedo e mi domando, ma di cosa vivono queste persone? Poi vediamo negli arenili che ci sono i Vukumpra che prendono a sbarle a calci i vigili urbani perché li vogliono mandare via. Vedete, ci sono delle incongruenze. Ad esempio, un'altra cosa, con il ciclone che ha imperversato a Padova, quanti soldi mette adesso il comune per restaurare un minimo di rami divelti e quant'altro? Sicuramente ci sarà una spesa enorme. Se sentiamo che
solo per pulire Piazza San Pietro ogni Sì, volta. però signora, però mi scusi, mica dobbiamo uccidere quelli che arrivano, No, voglio ma dire, c'è anche la parola solidarietà, c'è anche la parola solidarietà. Assolutissimamente, non voglio uccidere, ma non uccido neanche un aburito a sedere dalle nostre parti, neanche una lucertola, si figuri. Però siccome sappiamo che l'Africa è 60-70 volte più ampia di tutta l'Europa messa assieme, vi rendete conto? Ad esempio, perché non ci dice quanti milioni di disoccupati ci sono in tutta l'area europea? In quanti milioni di L'abbiamo detto, abitanti? certo, è un altro Quanti tema. milioni di abitanti fa, ad esempio, tutta l'Unione Europea? Siamo stracarichi, siamo troppi già noi, non possiamo, non è questione, come vi ho detto, non uccido neanche una lucertola, si figuri lei se No, mi ho detto permetterei solidarietà di perché uccidere. aveva detto l'africano, eravamo qui. Sono altre problematiche che ci sono attualmente, ne parliamo in tutte le nostre puntate, dal lavoro alla disoccupazione a quello che sta succedendo in Questa sera, ad Europa. esempio, io mi sento offesa come veneta, mi sento offesa di non vedere Padova che si arrabbiano veramente. Ma di dov'è perché sta vede, signora? Di Padova? Annone Veneto. E allora non è manco di Padova lei, signora, che non è offesa, anche se ho un accento terrone, vivo a Padova da 15 anni. le ho detto che ha l'accento terrone io. No, però vivo a Padova, lei manco vive a Padova, adesso ma io gli dico rispondo, che signora. sicuramente quella signora che parla, anche con tutto rispetto, io conosco molto Padova, meglio Padova di lei, perché vivo qui da parecchi anni. Quello che allora non è gli interessi dei padovani e anche interessi miei, perché ci vivo anche da parecchi anni. Non è questione di conoscere Padova, è che siamo in troppi già noi. Siamo in troppi già noi autoctoni, siamo in troppi. Lei vede che ogni volta che piove c'è mezzo Veneto che Devo va salutare perché ho altre telefonate sott'acqua. che altrimenti signora la devo salutare perché se no stiamo qui. che peccato, È stata Tito. molto chiara nell'esperienza. Direttore, guardi. Passo le altre telefonate, poi vi do la risposta, perché altrimenti c'è una regia che cadono le Una linee. battuta. Sì, Non sei padovana. La battuta Sì, sono padovana. Marina Buffoni, la battuta. No, la battuta è che Conegliano. la solidarietà che ci stanno chiedendo in questo momento è di aprire le porte degli alberghi Non di ho capito. Venezia e del Veneto in piena stagione turistica. Cioè questo stanno chiedendo ai veneti, non è possibile. telefonata, sentiamo. E perché invece non costruiscono altri centri di accoglienza Telefonate, poi piuttosto? potete intervenire, Paff, Michalizzi, potete intervenire anche Frasson. Sentiamo la telefonata, pronto? E tu, Michalizzi, E non lo sai. capisco la regia se ce ne sono ancora o no, se Dove me lo dite sei? bene, grazie. Bene, sentiamola, pronto? Pronto, buonasera. Con chi parliamo, da dove? Roberto da Venezia. Roberto da Venezia, prego. Allora, noi qua ci si sta tanto a preoccupare degli africani. Sia chiaro che io non sono razzista, Io ho sempre odiato il razzismo, punto primo. Ma qua ci stiamo tanto a preoccupare degli africani. Io vi dico, e ho qua la denuncia dei carabinieri, il verbale dei carabinieri qua in mano. Io martedì mattina in comune a Milano mi sono presentato per tagliarmi le vene e in risposta ho ricevuto un verbale denunciato dal sindaco di Milano, perché da 6 anni io sono disoccupato, non trovo nemmeno ad andare a raccogliere la merda con la lingua, ho chiesto soldi da fare e ce l'ho un verbale in mano, una denuncia, e siamo qua ad accogliere l'Africa e noi italiani che dobbiamo fare? Questi sono i problemi. Finisco, aspetta, finisco. Va bene, grazie alla Ha telefonata. ragione. Avete sentito? Se rispondete alla telefonata, non so se ci sono ancora telefonate. Posso dire, Sì, prego. intanto bisogna finire di fare i talebani, Padova e Venezia. Qui il problema è serio. Abbiamo una forte disperazione, la telefonata di questo signore ne è la testimonianza, di persone che oggi Sì, ma se si mette sono... pure un sindaco, voglio dire, a esasperare, perché questo qua è incazzato più per la denuncia del sindaco che per il resto. Sì, ma io non commento neanche l'atteggiamento del, voglio dire, di fronte a un l'atteggiamento del disperato. sindaco. Ma allora, come facciamo noi italiani e ancora di più veneti a ospitare, se prima non pensiamo alle sacche di disperazione e di malumore? No, proprio di disperazione, perché vuoi che ti cito alcuni disperati, sono quei pensionati con una semplice minima pensione che devono mandare avanti una famiglia e pagare un affitto, le madri separate, i padri separati, quelli di 50 anni che hanno perso il lavoro, è una nuova fascia di grande povertà. I giovani, qualche politico è stato a 42% Roma, di- Filippo.
che poteva decidere di aumentare. Sicuramente sì, ma non solo dei ma la politica ha avuto le e poi mi devi far finire dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, andiamo a pubblicità, rimanete con noi perché sono molte telefonate tra poco.